Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Effetto Friuli Giovani. Un applauso ragazzi per cominciare, così ci carichiamo subito. L'appuntamento di Telefriuli con gli studenti delle nostre scuole, realizzato in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Udine. Andiamo subito a scoprire il tema di questa sera, più che tema direi una domanda clou per i ragazzi, soprattutto in questa fase. La domanda è: che farò da grande? Che cosa succederà una volta finita la scuola? Poi la possiamo declinare in vari modi, perché c'è che cosa mi piacerebbe fare, che cosa posso poi concretamente fare. La differenza è sostanziale. Cercheremo di capire se i ragazzi hanno le idee chiare o no, quali sono le loro aspirazioni, come vedono il mercato del lavoro, se hanno delle preoccupazioni o se vince l'entusiasmo. Parleremo di orientamento, parleremo di alternanza scuola-lavoro, magari andremo a scoprire se qualcuno dei ragazzi presenti in studio stasera magari ha già avuto qualche esperienza di lavoro, come si è trovato. Abbiamo rappresentate diverse scuole qui questa sera, sia licei che istituti professionali. Allora, abbiamo il Convitto Paolo Diacono, una rappresentanza di studenti del Convitto Paolo Diacono di Cividale, accompagnati tra l'altro dal vicepreside Vittorino Michelutti. Paolo Diacono con il classico, lo scientifico, il linguistico e le scienze umane. Abbiamo poi lo Stellini, il Cefap, il Cecconi e lo Stringer, quindi una bella rappresentanza di scuole questa sera. Saluto come sempre i professori che ci accompagnano in questo viaggio, Luca Martini e Francesco Cioli, che sono con noi, e poi gli ospiti con i quali i ragazzi si confronteranno questa sera. Saluto Manuela Croatto, grazie per essere con noi, responsabile dell'area servizi agli studenti dell'Università di Udine, perché tra le domande da porsi c'è anche quella ovviamente università sì o università no, ma con Manuela Croatto faremo un discorso anche un po' più in generale sull'orientamento, sull'importanza delle scelte che si compiono insomma in questa fase della vita, indipendentemente dal fatto che si scelga o meno di iscriversi ad un ateneo. E poi saluto Pasquale Stasio, sindacalista della FIM CISL, del coordinamento giovani. Buonasera. Quando ci siamo sentiti al telefono, stavamo organizzando questa puntata, mi ha detto: ecco, allora io vengo a fare il guastafeste. No, non è questo il ruolo, però insomma credo che sia penso che i ragazzi sappiano qual è l'andamento del mercato del lavoro in questa fase, però insomma è bene che le proprie aspirazioni si confrontino poi anche con la realtà, credo che sia piuttosto importante. Allora, i ragazzi sono già dotati di microfono, entriamo subito nel vivo. La domanda è di partenza, non può che essere: avete le idee chiare su quello che vorrete fare da grandi? Ci avete già pensato? C'è un lavoro che vi piacerebbe fare? Chi comincia? Chi parte? Gabriele, spetta a te rompere il ghiaccio stasera. Raccontaci, tu hai già le idee chiare? No, intanto buonasera a tutti, sono Gabriele. Non ho le idee chiare, però comunque penso, come la maggior parte di noi, comincio già a delineare quello che potrebbe essere un eventuale lavoro, comunque quello che ci piace o non ci piace fare. A me ad esempio piace molto stare a contatto con la gente, quindi mi piacerebbe un lavoro in cui sono tutti i giorni con persone diverse, in cui tutti i giorni mi confronto con altre persone. E con la scuola che comunque ho scelto, diciamo che è lo Stringer, e diciamo che mi piacerebbe usare anche le lingue che sto imparando, quindi non necessariamente trovare un lavoro qua in Italia, ma magari anche all'estero. Qui abbiamo già elementi interessanti, quindi disponibile ad andare all'estero, contatto con le persone, lingue straniere. Tutto ciò si concretizza in quale professione o in quali? Mi piacerebbe lavorare con il turismo, ecco. Quindi tutte le professioni che riguardano un po' il turismo, o in Italia o all'estero, quindi o in Italia con turisti che comunque vengono da altri paesi, oppure all'estero con magari dei turisti italiani. Benissimo, allora abbiamo un microfono qui alle mie spalle, intanto Gabriele, se fai scorrere il microfono così andiamo a sentire qualcun altro. Prego. Sì, buonasera. Beh, innanzitutto io non ho ancora le idee molto chiare, perché per il momento dico che preferirei finire la scuola e poi... Che scuola fai e come ti chiami? Allora, io sono Dylan dello Stringer. Perfetto. E faccio della sezione alberghiero, quindi mi piacerebbe trovare lavoro come cuoco, anche come diceva Gabriele, magari anche all'estero, perché no?
E quindi vediamo, insomma, per il momento non si sa bene ancora, ma insomma. Ti sei posto un limite entro il quale prendere una decisione? A che anno sei intanto? Beh, io sono in quinta, quindi questo è l'ultimo anno, quindi si spererebbe il prima possibile, bisogna vedere insomma l'andamento un po' com'è. Va bene, per iniziare ci va bene. Chi ha il microfono? Prego, presentati, ci dici che scuola fai? Buonasera, sono Anna Fagotto del Liceo Scientifico di Cividale del Friuli e sono ancora in quarta, o perlomeno sono già in quarta. E a differenza dei miei compagni frequento un liceo, il che vuol dire che probabilmente, anzi quasi sicuramente, dopo la scuola continuerò gli studi all'università, e questo vuol dire che comunque prima di intraprendere una strada lavorativa mi mancano ancora degli anni, insomma, in cui devo studiare o comunque in cui devo prepararmi diversamente. Hai già individuato un corso di laurea che potrebbe fare per te? Frequentando un liceo scientifico mi piacerebbe moltissimo e mi sembrerebbe anche giusto per le mie competenze, per le mie capacità, intraprendere comunque un ramo scientifico. Ho provato a pensare, comunque una cosa che mi affascina molto è sicuramente l'ingegneria aerospaziale e la cosmologia e tutto ciò che riguarda lo spazio. Però dall'altra parte, che è una questione molto diversa, mi piacerebbe piuttosto per interessi personali intraprendere il ramo delle relazioni internazionali e dell'economia internazionale. E chiaramente questo vuol dire che probabilmente frequenterò gli studi all'estero, gli studi universitari all'estero. Oh, qua abbiamo già due persone che puntano a varcare i confini nazionali, è una cosa interessante. Qualcun altro che ci racconti? Abbiamo il microfono di qua, prego. Chi sei? Che scuola frequenti? Eccoci. Mi chiamo Giada, frequento il secondo anno del CEFAP. Ce n'è ancora di strada, insomma. Ancora un anno. Una delle cose che mi piacerebbe fare per passione che ho da ormai un paio di anni sarebbe andare all'università e studiare o per diventare educatore o per comunque psicologia. Ovviamente dovrei continuare in un'altra scuola e fare la quarta e la quinta. E poi potrei fare mi piacerebbe sia lavorare qua in Italia che anche in altri stati. Questa è una cosa molto, molto interessante che sta emergendo. Chiedo anche a te la stessa cosa, se ti sei data un limite di tempo entro il quale prendere una decisione, anche perché poi nel tuo caso se devi fare un ulteriore passaggio nella scuola... Io il prossimo anno dovrei fare l'esame per andare a fare la quarta in un'altra scuola e poi avrei comunque 2 o 3 anni di tempo ancora per decidere. Perfetto, ti ringrazio. Passa il microfono, chi c'è qui dietro, qualcuno che ci voleva raccontare? Eccoci, vai. Buonasera, io sono Sheila e frequento la scuola Cecconi. Allora, io fin da piccolo ho sempre voluto fare la pediatra perché mi piacciono tantissimo i bambini e sì, sono il mio forte e anche la scienza, quindi l'ho messo insieme e mi è uscito questo. Ecco, quanto sei convinta? Diciamo l'80% così. E i tuoi dubbi che cosa riguardano? Quel 20% di dubbio a cosa è legato? La voglia di studiare. Che è un aspetto non indifferente. Ti spaventa un po' l'idea di avere un percorso lungo e difficile? In effetti sì. Sì. Ho capito. C'è qualcun altro che ci vuole raccontare? Dove hai finito il microfono? Vai, prego. Buonasera, io sono Veronica Passelli e frequento il 3° anno del liceo classico, quindi ho ancora un po' di strada da fare. Andrò sicuramente all'università, non so ancora se in Italia o all'estero, e avrei un sogno che però non è molto concreto, diciamo, perché vorrei fare la scrittrice, quindi potrei iscrivermi a lettere, però sono consapevole che in Italia se ti iscrivi a lettere dopo o devi fare l'insegnante o non hai molta strada. Ma quindi l'aspirazione di andare all'estero è legata più a questo? Cioè dici, quello che mi piacerebbe fare penso di avere più opportunità all'estero? Sì, sono sicura che ci siano più opportunità all'estero e comunque in generale sì, mi piacerebbe fare un'università all'estero, però sono ancora indecisa. Ok, quanto tempo ti sei data per prendere una decisione? 1 anno e mezzo massimo. E c'è un paese dove ti piacerebbe andare a studiare? Non ci hai ancora pensato? No, non ci ho pensato. Ti piacerebbe fare la scrittrice? Già ti applichi? Già... Sì,
È da piccola che scrivo abbastanza frequentemente e anche perché mi accorgo che è una delle poche cose che mi piace davvero fare e ci passo abbastanza tempo. Ecco, che cosa scrivi? Ma boh, Racconti? Sì, no, di solito non riesco a fare racconti, mi vengono più storie molto lunghe, diciamo. Ho capito. Benissimo, qua abbiamo una serie di idee, da un lato molto precise. Continuo a sentir parlare di estero. Qualcun altro, visto che hai il microfono, raccontaci anche tu. A che Buonasera. punto sei con le valutazioni che riguardano il tuo futuro? Intanto, buonasera, sono Nadine Trinco e frequento il liceo linguistico del Convitto Nazionale. Io sono in prima, quindi diciamo che ho ancora parecchi anni davanti e non ho le idee chiarissime, però comunque mi piacerebbe lavorare nel campo della moda e visto che sto studiando le lingue, facciamo anche russo, pensavo di lavorare nel campo delle relazioni internazionali, delle varie case di moda. Ho capito. Ti faccio una domanda. Fare il liceo oggi significa dare per scontato che il percorso proseguirà all'università o non è detto? Secondo me un liceo e basta non ti dà abbastanza cose concrete con cui andare avanti per fare un lavoro. Quindi un'università mi sembra non d'obbligo, ma quasi. Ti piacerebbe una scuola più concreta, un liceo più concreto, più... Sinceramente penso che a quest'età ancora non bisogna fare le cose troppo concrete, quindi sono contenta così. Oh, benissimo, poi magari su questo torneremo perché sui licei si è detto tanto, in particolare sul liceo classico sono state fatte delle valutazioni, c'è chi ha immaginato un liceo diverso, più al passo con i tempi, ma insomma faremo altre valutazioni. C'è qualcun altro che vuole raccontarci? Dov'è l'altro microfono? Prego. Buonasera, io sono Andrea Usu e faccio il Cecconi. Sì? E fino a piccolo mi piaceva lavorare sulla meccanica, infatti ho scelto il percorso meccanica e grazie, l'anno scorso che ho potuto avere un ambito lavorativo tipo lo stage, Sì? ho visto che nel lavoro meccanico c'è opportunità di lavoro finché ci sono macchine, alla fine le macchine si rompono, si possono aggiustare, allora c'è ancora lavoro là dentro. Com'è andata questo stage, questa tua prima esperienza lavorativa? Abbastanza bene. Che cosa ti è piaciuto? Che cosa ti è risultato magari un po' più difficile o diverso da come te l'eri immaginato? Direi che era... potevi ripetere la domanda? Che cosa ti è piaciuto dell'esperienza, del fatto di aver fatto concretamente il lavoro che ti piaceva fare? Quindi com'è andato questo stage? È andata bene e mi è piaciuta il lavoro che facevo perché era il lavoro che volevo fin da piccolo. Lo senti come il lavoro tuo? Sì. Quando è che hai capito che quella era la tua strada? Fin da piccolo perché di solito facevo lavori meccanici, tipo per esempio biciclette da solo, e da lì ho capito che era il mio mestiere. Beh, quella è una grande fortuna, però, capire presto quello che si vuole fare. Già. Ti ritieni fortunato? Anche. Anche, beh, insomma, è una cosa assolutamente importante. Allora, abbiamo fatto un primo giro con i nostri ragazzi, abbiamo capito che, se non chiarissime, però, insomma, le idee ci sono e come. Abbiamo sentito ripetere più volte la parola estero, su questo faremo qualche ulteriore riflessione. Ho sentito parlare anche di spazio prima e vi anticipo che se ci riusciamo un saltino nello spazio questa sera lo facciamo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con Effetto Friuli Giovani, vi ricordo che c'è la possibilità di interagire con noi anche da casa, potete farlo chiamando in diretta al numero 0432 57 3517, ci sono come sempre anche gli sms che riceviamo volentieri al 388 4820 354, poi c'è la nostra pagina Facebook Effetto Friuli Giovani che utilizziamo durante la settimana per anticipare il tema che poi andiamo a trattare il venerdì successivo.
successivo. Allora, ragazzi, andiamo a vedere un primo contributo, perché abbiamo un nuovo Presidente della Repubblica, si è insediato e ha tenuto un discorso applauditissimo, peraltro non so se avete avuto modo di seguirlo, di sentirlo, in mezz'ora di discorso ci sono stati 42 applausi che hanno interrotto il suo discorso, e ci sono dei riferimenti specifici al tema che andiamo a trattare questa sera. Allora, abbiamo proprio preso questo estratto, andiamo ad ascoltarlo e dopo facciamo qualche riflessione insieme sulle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Andiamo a sentire. Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione. La garanzia più forte della Costituzione consiste peraltro nella sua applicazione, nel viverla giorno per giorno. Garantire la Costituzione significa garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi in una scuola il diritto allo studio in una scuola moderna, in ambienti sicuri. Significa garantire il loro diritto al futuro. Significa riconoscere e rendere effettivo il diritto al lavoro. Significa promuovere la cultura diffusa e la ricerca di eccellenza, anche utilizzando le nuove tecnologie e superando il divario digitale. Allora, rientriamo in studio, ha parlato anche di divario digitale il Presidente, il tema che abbiamo affrontato la scorsa settimana, e poi ha parlato nel suo discorso di diritto allo studio, diritto al lavoro, che sono appunto i due aspetti che in qualche maniera approfondiamo questa sera. Allora, prima di tirare in ballo i nostri ospiti con alcune considerazioni anche su questi aspetti, volevo chiedervi che idea avete del mercato del lavoro. Se guardate con preoccupazione a quanto si racconta, a quanto magari leggete sui giornali, sentite ai telegiornali su situazioni di crisi, su livelli di disoccupazione che sono decisamente preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Hai il microfono, cosa ci vuoi dire? Beh, sicuramente in Italia il lavoro è un po' un problema, come si è visto. Infatti, come abbiamo sentito anche prima, molti ragazzi puntano all'estero, e conosco anch'io personalmente i miei amici che sono andati all'estero perché in Italia non trovano lavoro. Quindi diventa molto più difficile riuscire a restare qui piuttosto che andare in posti dove anche quello che qui è considerato poco, all'estero viene considerato un buon rendimento. Anche perché parlavo prima appunto con un mio compagno di classe che in Italia un ragazzo che ha 20-30 anni gli dicono sì, boh, ma sei giovane per lavorare. Il problema è che quando arriva a 40-50 anni, sì, ma non hai esperienza. Quando supera i 50 anni, sì, ma sei vecchio per lavorare. E la pensione, non hai mai lavorato. Hai dipinto un quadro non preoccupante di più, ma la domanda è: tutto ciò ti preoccupa o comunque c'è ancora entusiasmo, c'è voglia di fare, hai intenzione anche tu di scappare? Beh, diciamo che ogni tanto mi pongo cosa farò in un futuro, mi pongo questa domanda e sono abbastanza preoccupato sinceramente, però secondo me c'è qualcosa che va anche oltre alle preoccupazioni, perché è una nostra volontà. Cioè, secondo me, se una persona si pone un obiettivo e fa di tutto per raggiungerlo, ce la fa alla fine, perché è qualcosa, è una forza che comunque noi possiamo tirare fuori. Il problema è volerla tirare fuori. Quindi, a te cosa piacerebbe fare? Io ho molte passioni, però sinceramente la cosa che mi piace di più fare, detta così sembra un po' un lecchinaggio, ma è fare del bene. E quindi a me piacerebbe entrare in un settore politico apposta per riuscire a sistemare le cose in Italia soprattutto da molti punti di vista, come può essere quello del lavoro ad esempio. La politica per fare del bene. Sì.
Ah ragazzi, stasera puntiamo in alto. Qualcun altro che mi parli di come vede il mercato del lavoro. Dove abbiamo l'altro microfono? Volete passarlo? Adesso sì, se lo facciamo fermare da qualche parte è meglio. Qua, datelo a me che adesso scelgo io un volontario. Sofia, eccoci qua. Lo sapevo. No, devo dire che mi scuso per la voce abbastanza raffreddata. Secondo me la situazione sì è drammatica e me ne rendo conto anch'io perché sono abbastanza preoccupata. Rispondendo anche alla domanda di prima, forse ho delineato il mio futuro universitario, però non so che cosa farò effettivamente da grande, non so che cosa sarà la mia occupazione. Quindi la situazione è preoccupante. Però d'altra parte ho sperimentato io stessa che c'è una grande forza di inventiva, una voglia di reagire da parte dei giovani, come diceva il ragazzo prima, e si può reagire in vari modi. Molti sono i ragazzi, e parlo anche per esperienza personale perché conosco persone che l'hanno fatto, che vanno all'estero e cercano un'occupazione e la trovano facendo moltissimi sacrifici. Però fanno la loro scelta. Oppure molti sono i ragazzi che dopo aver fatto un percorso di studi lungo decidono di cambiare totalmente occupazione e inventare qualcosa di nuovo. Quindi secondo me questa paura e questa certo è un peso che è su di noi, il peso di non avere effettivamente qualcosa con cui campare, se ne va nel momento in cui diciamo no, io voglio farlo, io trovo il modo di farlo. Ecco, tu frequenti il liceo classico, che cosa vorresti fare? A me piacerebbe lavorare nel campo internazionale. Quindi per quanto riguarda gli studi universitari, scienze diplomatiche sarebbe quello che mi piacerebbe fare molto e il campo è molto vasto però e il percorso di studi è difficile arrivare ad alti livelli di diplomazia, quindi effettivamente è un po' un buio. Allora, vado dai nostri ospiti per raccogliere le loro prime riflessioni anche sulla base di quello che fino adesso hanno detto i ragazzi. Parto da Manuela Croatto. Questo continuo riferirsi all'estero, no? E al fatto che i ragazzi ritengano che sia più facile realizzarsi oltre i confini nazionali. Partiamo magari riflettendo su questo. Allora, intanto complimenti perché questi ragazzi, pur essendo così giovani, alcuni giovanissimi, hanno dimostrato abbastanza una chiarezza di pensiero, una chiarezza di ragionamento che non è sempre così facile trovare in ragazzi della loro età, quindi questo veramente bravi. Devo dire che l'idea di andare all'estero è un'idea buona, cioè qualsiasi tipo di esperienza è sempre opportuna, è sempre utile, è sempre importante. È importante andare, ma è importante andare pensando di ritornare. E devo dire che anche chi ha la possibilità di frequentare l'università restando in Italia, comunque ha sempre l'opportunità di perfezionare il proprio percorso di studi con delle esperienze all'estero, spesso accompagnate, quasi sempre accompagnate da borse di studio. La nostra università, come tutte le università, aderisce ai programmi europei, cito l'Erasmus che forse è quello più conosciuto, ma ce ne sono anche molti altri che consentono ai ragazzi di stare anche un periodo lungo, anche un anno all'estero, anche per esperienze diverse, per andare a fare un periodo di studio, per andare a fare un tirocinio, per andare a fare la tesi, per cui opportunità per scambiare e crescere scambiando esperienze con l'estero ci sono anche rimanendo in Italia. C'è una cosa sulla quale la volevo interpellare, cioè si parla tantissimo di fuga di cervelli, è un problema molto molto sentito, si parla meno, ed è una cosa completamente diversa, di circolazione dei cervelli. Infatti. Giusto? Che è proprio il fatto che l'esperienza all'estero non diventa poi un lavorare all'estero, no? Ma diventa appunto un'esperienza di condivisione, nel senso che nostri studenti, ma anche docenti, vanno all'estero e viceversa, in uno scambio di conoscenze, di esperienze.
Beh, è questo che fa grande la conoscenza, lo scambio tra le persone, perché il sapere continua a crescere, continua a evolversi, proprio perché le persone continuano a studiare e a scambiarsi esperienze, a scambiarsi conoscenze, a scambiarsi anche curiosità. Molto spesso proprio i grandi risultati scientifici sono il frutto del caso e della volontà di cercare qualcosa che nessuno aveva mai osato cercare. Per cui lo scambio chiaramente favorisce questo tipo di approccio. Vado da Pasquale Stasio della FIM CISL e le chiedo se per un sindacalista invece l'effetto è diverso, cioè sentire i ragazzi dire voglio andare all'estero è percepito come un qualcosa di negativo piuttosto che di positivo. Allora, sicuramente è percepito come un qualcosa di negativo, perché? Perché i ragazzi che hanno parlato non hanno parlato con la prospettiva di poi tornare in Italia, ma di trasferirsi e rimanere lì, perché c'è un problema di fondo, percepiscono il nostro paese come un paese non più alla loro portata, un paese, diceva lo slogan di qualche manifestazione studentesca di mesi fa, il nostro è diventato un paese non per giovani, ed è la realtà. Abbiamo un tasso di disoccupazione che sfiora il 50% quando si parla di quella giovanile, e questo è il dato che più preoccupa loro, l'incertezza del domani, ma non solo l'incapacità di saperlo programmare il domani, perché ovviamente sono giovani e quindi ci può stare che non vedano non abbiano chiarissime le idee sul loro domani lavorativo, ma proprio la poca offerta che dà il nostro sistema ai giovani. È quello il problema più grande che stanno vivendo. E purtroppo continuano i nostri governanti, coloro che legiferano e che dovrebbero fare qualcosa per dare una mano all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a fare invece leggi che vanno contro questo. Assolutamente. Tant'è vero, l'ultima riforma pensionistica che hanno fatto hanno ancora allungato l'età pensionabile, e quindi che cosa succede? È logica questa, no? Che se chi è nel mondo del lavoro allunga l'età pensionabile, ci resta di più e non consente a chi magari potrebbe entrare di accedervi. Non possiamo parlare di pensione perché non possiamo illuderli così tanto No, stasera. beh, anche questo è, secondo me, è una strumentalizzazione che fanno nei confronti dei giovani e che poi Domanda, magari approfondiremo. che cosa secondo lei dovrebbero avere ben presente questi ragazzi in un momento così delicato com'è quello di scelte importanti per quello che sarà poi concretamente il loro futuro? Allora, cosa devono avere in mente? Sicuramente devono avere in mente di studiare, quello è fondamentale, perché nel mondo globalizzato in cui viviamo la concorrenza è sempre più spietata in tutti i settori e in tutti gli ambiti, quindi la conoscenza prima di tutto. Anche per i lavori più manuali è fondamentale avere conoscenza. Devono essere consapevoli che lì fuori è dura, non è semplice come viene prospettata, ma avendoli ascoltati stasera mi rendo conto che ne sono perfettamente consapevoli delle difficoltà che troveranno. Purtroppo, come dicevo prima, l'Italia non è un paese in grado di fornire a loro delle prospettive al momento. Dovrebbero fare delle cose che incentivino l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani, perché una disoccupazione al 50%, io posso studiare, posso fare tutte le esperienze, tutti i master che vogliamo, ma se poi non riesco ad entrare, non c'è soluzione. Io rappresento il sindacato, no? La mia sigla sindacale si sta adoperando in questo, sta cercando di sviluppare il patto generazionale all'interno dei contratti collettivi nazionali. Che cos'è questo? In sostanza, chi è vicino alla pensione si fa, teoricamente, questo è un ragionamento che stiamo facendo, potrebbe farsi mettere part-time per consentire l'accesso all'interno del luogo dove lavora a dei giovani che verrebbero assunti part-time, piano piano si inserirebbero e poi nel momento in cui dovrebbe esserci l'uscita del pensionato a quel punto entrerebbero a pieno titolo e quindi full time. Questo potrebbe essere un sistema incentivante all'assunzione dei giovani e quindi che potrebbe ridurre la disoccupazione giovanile. Va da sé però che se io lo metto giù a livello contrattuale ma non ho una normativa nazionale che incentiva questo, che comunque lo garantisce, non andiamo da nessuna parte. Quindi. Ci fermiamo, è il momento di una pausa per la pubblicità. A tra poco.
Di nuovo in diretta con Effetto Friuli Giovani, vi leggo alcuni dei messaggi che sono arrivati, ci sono dei saluti come sempre, un saluto al professore Luca Martini e agli altri 3 ragazzi che frequentano il CEFAP, un saluto, ciao da Raffaele. Poi ancora, è quasi triste vedere che tutti i nostri ragazzi si sentono in bisogno di andare in altri stati per poter trovare un lavoro, però purtroppo a quanto pare non si può fare altrimenti. D'altro canto è bello vedere che i ragazzi hanno le idee chiare su cosa fare in futuro. Un saluto a Riccardo e Simone. Poi qua abbiamo un sacco di saluti. Un saluto a Luca e Francesca, ma soprattutto a Giada, da un alunno della classe terza. Chi è? Chi sono le persone tirate in ballo? Eccoli qua. Benissimo, così abbiamo fatto anche i saluti. Allora, abbiamo sentito un po' quali sono le aspirazioni dei ragazzi, anche qualche preoccupazione. Durante la pubblicità, giustamente, Manuela Croato suggeriva un argomento, uno spunto interessante di riflessione, che è una cosa che sentiamo dire spesso. Qual è? Allora, sentivo i ragazzi pensano sempre di trovare un lavoro, mi domandavo se nessuno di loro pensa di costruirselo un lavoro, di inventarsi un lavoro, di ipotizzare di costruire il proprio sogno, cioè di essere imprenditori per esempio, o di inventarsi qualche altra cosa. Chi vuole rispondere? Chi ha avuto idee in questo senso, progetti? Dove sono i microfoni? I ragazzi stasera li nascondono addirittura. Dove sono? Vuoi... Vai, così facciamo parlare un po' tutti. Prego. Buonasera, sono Fabio del Liceo Classico Paolo Diacono di Cividale. Prima di tutto vorrei dire una cosa, che secondo me il fatto che la crisi magari ci spinga anche ad andare all'estero a cercare qualche esperienza che non sia in Italia non è soltanto una cosa negativa, è anche una cosa bella, insomma. Se noi pensiamo a un futuro con un mondo, diciamo un'Europa più unita, ecco, l'aspetto della mobilità può essere anche molto interessante, anche perché io penso che quelli che hanno parlato fino adesso hanno detto sì, magari andiamo all'estero a fare le nostre prime esperienze, ma dopo torniamo in Italia e cerchiamo di dare il nostro contributo se riusciamo a fare qualcosa. Poi dal dire al fare, insomma, c'è di mezzo il mare, è chiaro che non è facile, però anche l'idea di creare lavoro, inventarsi qualcosa di nuovo, penso che è proprio la sfida che il periodo di crisi ci lancia. E in questo insomma, c'è molto da fare. Tu che idee hai, che progetti hai per il tuo futuro? Ma io sono interessato ad andare a studiare economia, magari economia internazionale, anche proprio in quest'ottica, magari chiaramente trovare un lavoro per prima cosa per guadagnarmi dei soldi, però perché no? Magari una volta che ho le competenze per inventare qualcosa di nuovo, per avere le basi per mettere in piedi qualcosa, se troverò gli spazi, insomma ci proverò, ecco. C'è qualcosa che ti spaventa del futuro, intendo lavorativo? Ma sicuramente il fatto che ci sia meno lavoro implica il fatto che ci sia anche più competitività, quindi bisogna... Ma questo per me è più che altro uno stimolo, più che una paura, diciamo, perché il bello è proprio che bisogna cercare di dare il massimo e cercare di trovare qualcosa di nuovo, ecco. C'è il microfono? Chi ha il microfono? Prego. Buonasera a tutti. Io concordo con il pensiero del ragazzo che ha appena parlato. Chi sei? Di che scuola? Riccardo Migliorini dello Stringer. Perfetto, grazie. Io concordo con il pensiero del ragazzo che ha appena parlato, però penso anche che manchi un ingrediente base, che sarebbe la determinazione. Perché se non sei una persona determinata, a mio parere, non vai tanto lontano e non ti spingi a fare cose, come posso dire, complicate al giorno d'oggi, perché anche trovare un lavoro è una cosa abbastanza complicata. Quindi io penso questo, che bisogna avere, come posso dire, il coraggio di buttarsi in un qualcosa, che concordo anche con la professoressa, del fatto di andare all'estero per avere un'esperienza, ma per poi tornare e cercare di far valere il proprio paese. Tu che idee hai per il tuo futuro? Io fin da piccolo ho sempre voluto fare il cuoco, infatti ho scelto una scuola che bene o male me lo permette.
Ecco perché noi parliamo di scelte che riguardano il futuro, però in realtà tutti voi delle scelte importanti le avete già fatte, perché appunto la scelta di una scuola superiore significa già avere delle idee e comunque mettersi alla prova in un determinato settore piuttosto che in un altro. Le tue aspettative sono state soddisfatte rispetto al corso di studi? Nel senso che comunque per imparare un mestiere devi fare pratica e la scuola in cui sono, per ragioni magari di allievi, di troppi allievi, di troppe presenze, eccetera, eccetera, non me lo permette più di tanto. Vorresti metterti un po' di più alla prova come Esatto, cuoco. esatto. Ecco, tu hai avuto già esperienze di lavoro per caso? Brevi, di settimane, ad esempio a Friuli Doc, oppure uscite esterne con la scuola. Ma com'è appunto poi operare nel concreto? Quindi... È abbastanza tosto perché, come diceva sempre il ragazzo, tra dire e il fare c'è di mezzo un mare. Sembra tanto facile anche guardare in televisione determinate cose, sembra abbastanza semplice, però poi quando ti trovi lì con l'agitazione, il primo lavoro, la paura di sbagliare rende tutto abbastanza complicato. Ecco, parlavi dell'esperienza Friuli Doc, che cosa è successo? Che cosa ti è piaciuto? Che cosa magari ti ha messo un po' in difficoltà invece? Ma mi è piaciuta l'esperienza perché comunque mi piace soddisfare delle persone e il mestiere che sogno di fare te lo permette perché ci vuole creatività e bisogna soprattutto saper fare il mestiere. Però comunque sì, cosa non mi è piaciuto? I tanti casini che si sono verificati in quel Friuli Doc. Gli inconvenienti, bisogna imparare a saper gestire anche quelli. Esatto. Tu parlavi prima di determinazione, quanto determinato ti senti? Abbastanza. Quindi insomma le difficoltà che hai riscontrato comunque non incidono sulle tue scelte per il futuro. No, assolutamente. Bene. Qualcun altro che ci vuole raccontare della propria esperienza? Abbiamo già avuto modo di conoscerti, chiedo anche a te se concretamente hai avuto qualche esperienza che ti ha appunto consentito di mettere in pratica quello che hai appreso a scuola. Allora, intanto ci tengo a confermare quello che hanno detto i ragazzi, nel senso che senza determinazione, per fortuna o purtroppo, non si va molto lontano. E ho avuto l'opportunità di, concretizzare determinate mie capacità, se possiamo definirle così, perché grazie alla scuola comunque ho fatto alcuni stage lavorativi sia in Italia che all'estero. L'estate scorsa ero a Londra a lavorare in un ristorante italiano. Raccontaci di questa esperienza, come sono andate le cose? Primo, la lingua. Ok, per la lingua diciamo che, io ripeto, ero in un ristorante italiano, quindi serviva ma purtroppo non era fondamentale. Ma ci saranno stati anche clienti londinesi? I clienti, comunque io lavoravo a Piccadilly che è in pieno centro a Londra, quindi principalmente lavoravamo con i turisti. E i clienti quindi venivano o appunto dall'Inghilterra o dall'Italia oppure comunque un po' da tutto il mondo. C'è da dire che ovviamente essendo in un ristorante italiano, quando volevano ordinare, avevano bisogno comunque di ordinare un piatto, essendo tutti italiani, la pizza, gli spaghetti sono sempre gli stessi nomi. Però devo dire che a me l'inglese è servito e in quel periodo comunque sono riuscito ad assodare determinati dubbi dal punto di vista linguistico. Anche perché poi finito di lavorare comunque ci sarà stato un qualche contatto con l'esterno, con la città? Assolutamente, comunque il mio gruppo era abbastanza unito, io mi ricordo lavoravamo quelle 8 ore al giorno, tra cucina, sala e ricevimento comunque eravamo un po' divisi. E finite le 8 ore noi prendevamo le Berkeleys, che sono delle bici a noleggio, e ci giravamo al centro della città. È stata un'esperienza magnifica. Che consiglieresti anche ad altri? Assolutamente sì. Ecco, per quanto riguarda invece più concretamente il lavoro, questa esperienza come è andata? Ti ha soddisfatto? Allora, devo dire che è stata la mia prima esperienza lavorativa, quindi all'inizio eravamo un po' tutti nel panico, perché non sapevamo un po' come muoverci. Poi comunque la prima esperienza lavorativa è già una cosa abbastanza difficile,
psicologicamente parlando da affrontare. La prima esperienza lavorativa a Londra per un italiano è una cosa ancora più difficile, però devo dire che con il lavoro di gruppo e comunque con le conoscenze che erano comunque sufficienti, mi sono trovato molto molto bene. Un'esperienza che intendi ripetere? Assolutamente. Bene. Abbiamo il microfono qui davanti, prego. Sì, io sono Aurora e frequento il liceo classico e credo che ora noi stiamo parlando di stage lavorativi. Sostengo che queste appunto esperienze lavorative non dovrebbero essere solo previste per gli istituti tecnici o comunque professionali, ma anche per i licei, perché è chiaro che queste due scuole comunque dovrebbero immetterti alla fine del percorso di studi direttamente nel mondo del lavoro, però secondo me dovrebbe essere necessario fare qualche piccola esperienza anche durante il percorso di studi del liceo, in quanto grazie a questo lo studente può essere in grado poi di fare una scelta ponderata per l'università. Ci fermiamo per la pubblicità, ma sicuramente riprendiamo questo argomento, perché insomma ci sono delle esperienze in questo senso non nella nostra regione, e ne parliamo sicuramente dopo la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio. Prima della pubblicità abbiamo ascoltato le considerazioni di Aurora, che fa il liceo classico, e ci diceva anche in un liceo classico sarebbe utile fare degli stage, avere dei contatti con il mondo del lavoro. Allora, a questo proposito vi leggo un'esperienza che arriva da Milano, dal liceo classico Tito Livio. Niente scuola per più di 100 liceali, vado a leggervi un articolo di giornale. La preside dell'istituto li ha mandati in microstage nelle aziende. Per 5 giorni sono negli studi legali, negli ospedali, negli uffici dei ministeri, in case editrici, studi fotografici, agenzie di comunicazione, grandi e piccole aziende. La preside, si chiama Amanda Ferrario, racconta di aver raccolto minuti di silenzio quando l'ha comunicato ai professori. Anche questo mi sembra un aspetto interessante, ma la crisi dei licei classici, che negli ultimi anni hanno perso tanti iscritti, dice si supera anche così. In che cosa consiste questo microstage? 60 ore di formazione in azienda, che penso non siano poca cosa. L'auspicio della preside è che questa esperienza sia apripista per altri istituti classici. Non è un'esperienza che riguarda pochi ragazzi, perché si parla di un centinaio appunto di studenti che fanno questo percorso. Allora, Aurora, ripartiamo da te, poi sentiamo anche altri ragazzi che fanno questo percorso di studi, perché sono curiosa di sapere come la pensate voi, ovviamente. Sì, io credo che comunque una delle competenze chiave in campo europeo è proprio l'imprenditorialità e lo spirito di iniziativa, per cui secondo me anche per i licei la formazione dovrebbe essere a 360 gradi e non soltanto una formazione teorica generale. Per cui secondo me è necessario fare piccole esperienze, piccoli stage lavorativi, magari affiancando gli studenti che frequentano il liceo a qualche libero professionista o a qualche azienda, o sicuramente nelle banche. Ecco, quello che ti ho letto di questa esperienza ti sembra una cosa positiva? Assolutamente sì. Okay. È una cosa che ti piacerebbe fosse necessaria. importata, un esempio da seguire, insomma. Sì. Passaci il microfono. Sì, anch'io avrei due cose da dire a tal proposito. Prima di tutto, ok, secondo me va bene delle esperienze del genere, però dobbiamo tenere presente che comunque un liceo ha l'obiettivo di formare uno studente da un punto di vista generale, non è un istituto tecnico che ti prepara a fare una professione, ma ad andare all'università. Quindi questo si prevede non un diretto sbocco sul mondo del lavoro. A tal proposito però vorrei ricordare dei progetti che abbiamo portato avanti anche nella nostra scuola, che ricordano questa alternanza, comunque una specie di prova, di stage di lavoro, e sono quello degli scavi archeologici che sono stati fatti durante l'estate in collaborazione col comune di Remanzacco, e lì si trattava proprio di andare a scavare in questa necropoli nella località di San Martino.
ed era diciamo, coordinato dal nostro docente di lettere antiche, che è appunto un esperto in questo settore, e poi anche quello si chiamava Percorsi di Storia, ed era una specie di visita del centro di Cividale destinata ai turisti, ai visitatori. Quindi qualcosa era un modo per applicare comunque le nostre conoscenze nell'ambito pratico e anche di fornire un contributo interessante alla comunità in cui viviamo. Insomma, perché no? Perché potremmo pensare che le istituzioni o comunque gli enti locali potrebbero coinvolgere di più gli istituti anche per quanto riguarda lo sviluppo turistico, ad esempio, le competenze artistiche sia magari di un liceo artistico, ma anche lo studio della storia dell'arte, della storia dei posti dove viviamo. Lo studio che facciamo ai licei può essere un grande contributo che dovrebbe essere sfruttato di più. Ottimo, passiamo il microfono a Sofia, sentiamo anche il suo parere, poi dopo... Sì, concordo assolutamente con quello che ha appena detto Fabio. A tale proposito voglio ricordare che comunque moltissime scuole di Udine partecipano durante il mese di marzo alle giornate FAI di primavera, quindi comunque anche diciamo, la possibilità di fare da ciceroni sia che riguardi opere d'arte su tela, sia che si parli di architettura, ma anche il fatto di esporre proprio i contenuti, come diceva Aurora, imparati prima nella teoria a qualcuno, può essere la maniera concreta in cui i contenuti che noi apprendiamo poi sono effettivamente utili a tutti e sono soprattutto utili a noi dal punto di vista formativo. Quindi anch'io sono assolutamente d'accordo con diciamo, l'esperienza dello stage al liceo. È chiaro che poi non sarà mai uguale, ma perché così deve essere, all'esperienza dello stage invece in un liceo tecnico o comunque professionale. Allora, sentiamo anche la voce di un non scientifico. Per quanto riguarda il liceo scientifico, la mia scuola ha moltissimi progetti per quanto riguarda il mondo del lavoro. Ad esempio, io personalmente sto partecipando a un progetto in correlazione con l'azienda Danieli su alcuni esperimenti sulla scoria bianca e stiamo portando avanti insomma, questi esperimenti, e il nostro laboratorio a scuola è dotato di strumenti adeguati per raccogliere i documenti o per raccogliere i risultati. E un'altra cosa, abbiamo fatto alcune riunioni con alcuni lavoratori nel campo scientifico, nel polo scientifico udinese, mi sembra, sì. Per quanto riguarda lavorare come ricercatori o per quanto riguarda il capire il mondo della ricerca, soprattutto in Italia, che è stato molto criticato e si è sempre detto che è molto difficile trovare lavoro in quel campo. O ad esempio nell'aspetto economico stiamo facendo molte riunioni con la Confapi, con alcune aziende udinesi che ci spiegano insomma lo sviluppo economico non solo del Friuli Venezia Giulia ma dello sviluppo economico italiano, e appunto ci stanno facendo capire, comunque ci stanno guidando nella scelta lavorativa, ma non solo, anche nella scelta universitaria, perché alla fine noi per scegliere l'università cerchiamo anche di capire cosa vogliamo fare in un lavoro futuro, quindi è direttamente collegato sicuramente. Allora, passiamo la parola a Vittorino Michelutti, che è vicepreside del Convitto, al microfono. Ecco, volevo chiederle appunto qualche osservazione in questo senso, partendo magari anche dallo stupore suscitato, no, tra i professori dalla preside che a Milano ha lanciato questa proposta, e a partire ancora prima dalle affermazioni dei ragazzi stessi che vedono positivamente questo contatto anticipato con il mondo del lavoro. Innanzitutto devo dire che anche il nostro Ministero si è accorto che il divario tra il sapere e il saper fare nei nostri licei è eccessivo, e quindi
in qualche modo negli ultimi tempi sta spingendo veramente in maniera forte su queste esperienze di scuola-lavoro, e quindi c'è questo supporto, come diceva prima Anna, la nostra progettualità con la Confapi, con l'ABS, con la Danieli è volta proprio a dare ai nostri ragazzi la possibilità di sperimentare questa cosa qua. E esiste sempre una resistenza, no? Da parte dei docenti, perché i docenti si sentono naturalmente i portatori della teoria e di questo sapere, che è un sapere purtroppo è stato molto spesso libresco, però sta evolvendo in questo senso. Va rilevata un'altra cosa, lo volevo aggiungere anche con una sorta di invidia nei confronti di questi ragazzi che fanno le scuole professionali e così via, è legata alla nostra esperienza di convito nazionale all'internazionalità. Noi abbiamo diversi studenti che d'estate partono, andranno in Argentina, in Australia soprattutto. Ecco, la cosa particolare che volevo aggiungere così in questa riflessione è questa. Prendiamo le scuole australiane, sono organizzate, sono tutte scuole generaliste, non esistono come da noi il liceo scientifico, il liceo linguistico, sono scuole generaliste dove ci sono delle materie obbligatorie e delle materie che poi scelte dagli studenti. Poi alla fine degli ultimi 2 anni di scuola gli studenti magari studiano e si perfezionano in quelle che saranno poi le discipline in cui si cimenteranno all'università. Però la cosa che volevo dire è che nelle scuole australiane esistono anche delle lezioni di cucina, ad esempio, di lavoro manuale, di tutte quelle cose che in fin dei conti ai nostri ragazzi, ai nostri liceali forse farebbero bene, perché per dirla come si dice in friulano, i nostri liceali non sanno plantare neanche un clout, no? E quindi anche questo aspetto materiale del saper fare le cose con le mani non va dimenticato. La ringrazio per queste osservazioni che poi gireremo anche ai nostri ospiti, insomma, perché questo poi è il punto, il contatto tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro, quando è bene che avvenga, in che termini, sentiremo anche la loro opinione. Poi, come promesso, faremo anche un salto nello spazio. A tra poco, dopo la pubblicità. Eccoci nuovamente in studio, vi leggo un paio di messaggi prima di andare dai nostri ospiti. Per cambiare il sistema bisogna cambiare la politica, ma prima di cambiare la politica bisogna cambiare gli uomini. Coloro che ora fanno politica non possono essere cambiati, allora devono essere i giovani a crescere con l'umiltà e l'onestà per migliorare il nostro paese. Simone, qui abbiamo un aspirante politico a cui chiediamo di prendere nota. Un altro messaggio lunghissimo, vediamo se riusciamo a leggerlo perché è davvero molto lungo. Se potete trasmettete questo mio messaggio rivolto ai giovani. Probabilmente andando all'estero ci sono più possibilità e forse più gratificazioni, visto com'è precariamente strutturato il mondo del lavoro in Italia. Ecco, il messaggio è un invito ai giovani a ritrovare coesione tra loro per pretendere dalle istituzioni ciò che spetta ad ogni cittadino e ciò che il nostro paese può tranquillamente offrire, il sacrosanto diritto di realizzarsi professionalmente con dignità e la giusta gratificazione. Ma per arrivare a ciò bisogna che anche i giovani facciano sentire la loro voce con sapienza e conoscenza attraverso lo studio per non farsi sfrattare dal nostro paese e che le istituzioni si rendano conto che per sbloccare il lavoro bisogna lasciar lavorare le aziende e dare i margini alle stesse perché possano evolversi investendo e così assumendo, senza avere la sensazione che lo Stato le consideri alla stregua di criminali. Va bene, questi erano i messaggi arrivati. Allora vado dai nostri ospiti per tirare un po' le somme di quanto è stato detto. Parto da Pasquale Stasio, sindacalista della FIM CISL. Discuteva su questo rapporto, no, tra scuola, indipendentemente da quello che è il corso di studi e mondo del lavoro. Quando è bene, in che termini è bene che ci sia questo contatto? Allora,
Io credo che per quanto riguarda i licei, gli istituti professionali, gli istituti tecnici, il prima possibile, sin da subito. I giovani devono approcciarsi al mondo del lavoro e il mondo del lavoro deve interagire con i giovani. Quando parlo di mondo del lavoro però, io prima ho sentito tante interazioni, avete nominato però solo ed esclusivamente aziende o associazioni datoriali. Non ho sentito nessuno di voi parlare di sindacato, come se questo esulasse dal mondo del lavoro. E invece no, ci sta dentro e ci sta a tutto tondo. Quindi avvicinarsi sì al mondo del lavoro, al mondo datoriale, alle imprese, interagire le imprese con le scuole, con le università, perché sicuramente la sapienza, la conoscenza che c'è dentro le scuole e dentro le università è fondamentale non solo per le aziende ma anche per il territorio, come diceva prima un ragazzo di voi. Però secondo me i giovani dovrebbero anche avvicinarsi al sindacato e cercare di capire che cosa fa il sindacato per loro, come il sindacato interagisce all'interno del mondo del lavoro e come tutela i giovani, i lavoratori e i diritti che questi hanno all'interno del mondo del lavoro. Perché un problema forte che noi viviamo è proprio l'allontanamento, lo scostamento da parte dei giovani nei nostri confronti. Stiamo cercando di recuperare questo gap che si è creato negli anni. Tant'è vero che proprio ad Udine la UST che mi rappresenta dallo scorso anno ha intrapreso una collaborazione con gli istituti superiori. L'altro anno ha coinvolto il Malignani, lo Zanone e il Cecconi, hanno fatto dei progetti che poi hanno portato all'acquisizione di borse di studio per 6 studenti. Quest'anno cercheremo di ripetere questa iniziativa passando per le scuole e interagendo con i ragazzi, perché pensiamo che il loro apporto sia fondamentale per tutto il sistema lavoro, ma per tutto il sistema paese. L'Italia non esiste se non esistono i giovani e i nostri politici, i nostri vecchi dovrebbero prendere atto di questo, perché voi siete il nostro futuro, voi siete il nostro domani, voi siete il nostro paese. Vado da Manuela Croatto perché l'università di Udine in particolare, dedica molta attenzione agli studenti. Gliene dedica prima che diventino studenti dell'Università di Udine, ci sono iniziative che riguardano l'orientamento, quindi il Salone dello Studente, Student Day come si chiama adesso, e poi appunto c'è un percorso di accompagnamento che dura per tutto il percorso di studi. Che difficoltà riscontrate? Quali sono i timori che hanno i ragazzi e quali sono anche gli sbagli che fanno e che magari potrebbero evitare di fare per rendere poi più veloce il percorso? Perché uno dei problemi è proprio la mancanza di orientamento, comunque la scelta di un percorso di studi sbagliata che poi fa sì che dopo il primo anno moltissimi abbandonino l'università. Sì, molti abbandonano l'università e il 30%, sono dati del sistema universitario nazionale, non solo di Udine, il 30% dei ragazzi rimane poi indietro perché ha sbagliato scelta ed è gravissimo, perché perdere un anno o perdere anche più di un anno, perché poi alcuni cambiano quando sono arrivati al secondo o al terzo anno o mollano, poi ritornano, è un guaio grosso per le loro famiglie che comunque investono dei soldi per mandarli a studiare, ma è un guaio soprattutto per loro che perdono degli anni preziosi importanti, che poi tra l'altro sono gli anni in cui i ragazzi hanno il massimo della loro capacità creativa, il massimo della resa possibile. Sono proprio gli anni, i vostri anni, per quello vi chiedevo prima se nessuno si pensava imprenditore, perché avete la possibilità di inventarvi qualcosa come mai in un altro momento della vostra vita. Noi per cercare di così limitare i danni che sono fisiologici, perché i ragazzi fanno delle scelte sbagliate, abbiamo avviato una serie di progetti che consentono ai ragazzi di cominciare ad assaggiare il mondo universitario fin dalla quarta superiore. Noi a settembre dello scorso anno abbiamo fatto un primo esperimento. Abbiamo avuto circa 200 ragazzi che venivano da scuole di tutta la provincia e anche dalla provincia di Pordenone. Quest'anno lo ripetiamo, per cui vi invito fin d'ora a tenerlo in considerazione, e abbiamo fatto 2 settimane di università per i ragazzi delle scuole superiori, per cui sono venuti, si sono misurati con quello che significa studiare in un altro modo, imparare in un altro modo, fare delle lezioni in un altro modo e soprattutto capire se quello che uno si aspetta da un certo tipo di percorso
poi corrisponde effettivamente a quelle che erano le sue aspettative, per evitare di fare una scelta sbagliata. Ecco, lei ha parlato di assaggiare l'università, allora per ricollegarci a quanto si diceva prima, sarebbe importante magari allora anche assaggiare il lavoro, no? E quindi queste esperienze lavorative anche per i licei, anche per il liceo classico, possono essere qualcosa di estremamente positivo. Questo è stato la possibilità di fare i tirocini, io conosco bene l'esperienza universitaria, è stata un valore aggiunto prezioso anche per l'università, perché anche in università ci sono dei tirocini di tutti i percorsi, sono dei tirocini obbligatori, i ragazzi vanno in aziende, dico qualche dato, l'Università di Udine ha 6.000 aziende con cui è convenzionata, non soltanto qua, che consentono ai ragazzi di andare a fare questa esperienza, quindi è importante anche è importante sempre, anche se io sono abbastanza d'accordo con chi diceva noi siamo ancora tutto sommato giovani, abbiamo bisogno di costruire un po' anche quella che è la nostra formazione, la nostra modalità di capire quello che vogliamo essere, e quindi vedo bene il tirocinio come è strutturato all'interno dell'università, all'interno dei licei può essere un'esperienza interessante, però francamente non sono in grado di dire se può essere effettivamente utile o semplicemente un diversivo rispetto a quello che è un percorso che è organizzato, consolidato e misurato sull'età che hanno questi ragazzi. Però l'impatto con il mondo del lavoro prima o poi deve certo, avvenire. assolutamente. E forse ritardarlo significa renderlo ancora ma più... ci sono anche altre opportunità, noi offriamo ai ragazzi la possibilità di pensarsi imprenditori, perché abbiamo una competizione che consente ai ragazzi di vincere l'iscrizione gratuita all'università, non so se lo sappiate, ma se avete un'idea e volete provare a costruirla con uno degli strumenti delle aziende che sono i business plan, potete vincere l'iscrizione gratuita all'università. Ogni anno abbiamo ragazzi che vincono con delle idee che sono venute in mente a loro, poi dopo non sapevano come concretizzarle, ma per questo ci sono gli studenti senior dell'università che si mettono a aiutano. disposizione. Allora prego la regia di preparare il prossimo filmato. Prima di vederlo chiedo se c'è tra di voi qualcuno che da piccolo sognava di fare l'astronauta, di andare sullo spazio. C'è qualcuno che l'ha mai sognato? Beh, diciamo che tutto ciò che riguarda lo spazio è un qualcosa di molto mistico e ancora poco conosciuto. Sono stata da poco, la settimana scorsa, all'Università di Trieste per partecipare ad un seminario, ad una lezione che tenevano un neolaureato e un laureando su alcune misurazioni che stavano cercando di fare in collaborazione con l'Unione Europea. Comunque era un progetto che coinvolgeva più di 2000 persone, su misurare l'universo, su fotografare tramite un gigante termometro l'universo, quindi capire quali erano i limiti dell'universo e poi da quello capire come si è creato. E sicuramente appunto, comunque ti affascina. Sì, è una cosa molto affascinante. E allora io vi ho fatto questa domanda non a caso, perché oggi a Udine è venuto un astronauta che ha incontrato proprio degli studenti. Si tratta del colonnello Roberto Vittori dell'Aeronautica Militare, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea con diverse missioni nello spazio, l'ultima della quale su uno Space Shuttle. Ha incontrato degli studenti nell'aula magna del Malignani di Udine, un incontro promosso dal MITS, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy. Si trattava di un convegno per l'orientamento e per parlare di opportunità professionali nel settore aerospaziale, un settore nel quale Udine sta dicendo decisamente la sua. Allora, vi faccio ascoltare le parole di questo astronauta che oggi era in città. Vediamo. Colonnello Vittori, oggi si parla di opportunità che vengono offerte ai ragazzi dallo spazio. Che testimonianza offrirà loro? Lo spazio è una grande opportunità, lo spazio è molto vicino. Per andare nello spazio, se avessimo un razzo, 8 minuti e 50 secondi. Lo spazio è vicino alla vita quotidiana, satelliti, comunicazione. Lo spazio è l'opportunità per i giovani. Molti bambini da piccoli indicano quella dell'astronauta come la passione dei sogni. Lei come è riuscito a realizzarlo, questo sogno? Un sogno aeronautico, io ho iniziato come aeronautica militare, volando, aeroplanini piccoli, macchine sempre più complesse, per poi avere le qualifiche per diventare astronauta. È stato un sogno azzurro, un sogno aeronautica militare. Quali sono le caratteristiche necessarie per portare avanti un sogno, per farlo diventare realtà?
la determinazione e la passione. Ecco, ai giovani che devono decidere del loro futuro e quindi hanno importanti scelte da fare, che suggerimenti si sente di dare? Lo spazio è il loro futuro. La prima volta che è andata nello spazio e ha visto dall'alto il nostro pianeta, la Terra, qual è stato il primo pensiero? Il pianeta azzurro trasmette entusiasmo. La vista dall'esterno, dall'oblò della Stazione Spaziale Internazionale del pianeta, è un messaggio forte di speranza. Che cosa ha pensato la prima volta quando ha detto ecco ce l'ho fatta, finalmente ci sono arrivata? Quali sono state le sensazioni e le emozioni? Nel momento in cui arrivi finalmente nello spazio e finisce tutta la parte molto dinamica del lancio, improvvisamente all'interno dell'abitacolo tutto diventa tranquillo e si comincia a galleggiare. È una sensazione molto strana, quasi surreale, e in qualche modo sentirsi al di fuori della nostra realtà. Ci si sente grandi per aver realizzato appunto un obiettivo importante, ma forse ci si sente anche tanto piccoli nello spazio. In realtà in questo percorso che ti porta dopo una lunga preparazione a salire a bordo di un razzo, arrivare nello spazio e poi tornare a terra, si scopre una cosa molto semplice ma molto importante. Uomini siamo e uomini rimaniamo. Di nuovo in diretta con Effetto Friuli Giovani. Prima della pubblicità abbiamo ascoltato le parole di un astronauta, del colonnello Vittori, che oggi era appunto a Udine in un incontro al Malignani. Allora abbiamo parlato di passione per lo spazio prima, il microfono ce l'ha adesso Gabriele. Volevo dirgli che oggi il colonnello Vittori ha parlato anche di come si mangia nello spazio e ne ha parlato piuttosto male, dicendo che per lui è stata una grandissima sofferenza doversi accontentare di quello che passa al convento. Ha raccontato tutta una serie di difficoltà, perché immaginate un ambiente chiuso, in una situazione di microgravità, dove non ci si può permettere che qualche piccola briciola, polverino, non sono neanche briciole, vadano in giro nell'abitacolo perché succede un macello. Forse il cuoco nello spazio non va bene. No, beh, allora, c'è da dire che il colonnello ha detto lo spazio è il futuro, quindi non so, visto che il sogno dello spazio è un sogno un po' per tutti, sin da piccoli comunque, non lo so, magari si potrebbe scoprire un modo per ampliare anche... Così, inventiamo un lavoro, come dice come suggeriva la dottoressa Croatto. In questo caso non so a chi andrebbero pagate le tasse. Lo possiamo chiedere al sindacalista magari. Sarebbe lo Stato italiano. Ecco, in un modo o nell'altro comunque credo che si troverebbe il modo per farle pagare. Facciamo arrivare dove sono i microfoni? Facciamo arrivare al prof un microfono. Eccoci, grazie. Ma proprio con la nostra astronauta Samantha Cristoforetti, adesso nella Stazione Spaziale Internazionale, sentivo che c'è l'eventualità da parte della NASA addirittura e in collaborazione con l'ESA di affidare all'Italia il compito di curare l'alimentazione degli astronauti nello spazio, proprio per questa nostra così un po' eccellenza che ci viene riconosciuta nel mondo. E quindi chi lo sa che non si possano aprire effettivamente anche dal punto di vista tecnologico, perché immagino poi si debba affrontare. Gabriele. Auguriamoci anche questo, no? E qua bisogna inventarsi un lavoro, stasera mi sa che stiamo mettendo delle buone basi. Saluto il professor Babbo che è arrivato tra di noi. Di solito rimane in disparte, finalmente questa sera l'abbiamo tra di noi. Come siamo con lo spazio? Qualche sogno da piccolo? È bello che abbiate inquadrato un asteroide proprio quando parlavate di spazio. Ecco, grazie. Ma niente, pensavamo, qui stavamo suggerendo scusate, alcune possibilità. Ci sono le stelline, la minestra, le stelline. Abbiamo poi non diremo mai la marca, ma le stelline e sapete cosa? Ecco, ci sono i biscottini. Abbiamo tante possibilità già in Italia. Poi i nostri ragazzi sono sicuro che sapranno inventare cose, sempre ecco, con la fantasia che gli italiani hanno e che i ragazzi hanno. I nostri ragazzi sono incredibili nella capacità di pensare il futuro. Spesso forse il limite è fidarsi troppo degli adulti, attendere che l'adulto faccia il passo e gli apra la strada, e invece noi aspettiamo solo di essere superati. Oh, questo. Che bello. Abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, volevo sentire qualche riflessione finale da parte dei ragazzi. Io vorrei dire giusto una cosa che è semplice. Io penso che ci siamo resi tutti conto anche questa sera che
il mito dei giovani che sono fannulloni non esiste, cioè si è visto... Questa cosa non vi va giù, dai. non vi va giù. Ma si è vista una grande voglia di fare, tante idee, appunto tanta voglia di fare. Chiaramente dopo bisogna cercare anche di attivarsi, però lì sono anche altri gli ostacoli che si trovano. La dottoressa saprà benissimo, insomma, tutte le complicazioni burocratiche che dopo, una volta che si ha l'idea, che bisogna passare prima di metterla in pratica. Chiaramente noi dobbiamo provarci, metterci in gioco e dare il nostro contributo. C'è qualcuno tra di voi che ha qualche paura particolare, che guarda con maggiore preoccupazione? Perché qua ho sentito dire c'è grande consapevolezza di quelle che sono le difficoltà, ma tutto sommato ottimismo e comunque l'idea che la determinazione, l'impegno possano fare molto concretamente la differenza. C'è qualcuno che non la pensa così? Tra di voi siete tutti ottimisti? Tu che hai il microfono e questa sera non hai parlato. Ottimismi riguardo a cosa? Ottimismo riguardo al tuo futuro lavorativo, a quello che sarà il tuo ingresso nel mondo del lavoro. C'è qualcosa che ti spaventa oppure anche tu come gli altri? Beh, il mio obiettivo principale è arruolarmi. Ah, Quindi sì, sarà un po' difficile, però sono ottimista, ci spero per questo. e tu ti dai da fare in questo senso. Allora vado un attimo dai nostri ospiti, si sta per concludere il tempo che abbiamo a disposizione. Ecco, per tirare un po' le somme, alla fine che messaggio volete dare a questi ragazzi? Qualche indicazione, poi voglio dire, molto utile, molto concreta. Avete sentito le loro idee, quelli che sono i loro obiettivi e anche le loro proposte, le loro idee? Beh, diciamo che una cosa che è emersa, che eravamo d'accordo sia io che il sindacalista, è che è importante comunque studiare, è importante qualsiasi cosa si voglia fare, per poterla fare bene è importante capire che studiando si può sempre riuscire a raggiungere traguardi più importanti. La seconda cosa che mi sento di dire, abbiamo parlato di determinazione e passione e sono veramente gli ingredienti che consentono di aprire più porte che qualsiasi altra cosa e superare ostacoli. È vero, la burocrazia spesso è un ostacolo, ci sono degli incentivi per le imprese dei giovani comunque, ma a prescindere da questo, se uno vuole fare una cosa, ci crede nella cosa, deve almeno provarci. Per cui questo è il messaggio che credo sia obbligatorio per ragazzi della vostra età. Provateci, se poi sbagliate rialzatevi e provate un'altra volta. Prego. Sì, condivido con la professoressa che la determinazione è un ingrediente fondamentale e ovviamente essendo giovani non devono abbandonarla, ma anzi la devono perseguire costantemente. Però sarebbe bello per loro che ci fosse uno Stato a dargli una mano, a facilitare, no? A coltivare insieme a loro quella passione e quella determinazione che li accompagna. Condividevo l'osservazione fatta prima dal professore che diceva aspettiamo che ci superiate. Sì, io la condivido, lei l'ha affermato, probabilmente gli adulti qui dentro la condividono, ma siamo solamente pochi adulti illuminati, perché la stragrande maggioranza degli adulti italiani non vuole affatto che questi giovani superino e quindi io auguro a loro che riescano a superarli e che li lasciano fermi al palo. È che non riconosciamo il nostro ruolo e la nostra identità di adulti, sì, adulto da adolescere, colui che ha smesso di crescere. Sì, sì. E sono gli altri che sono invece nell'adolescenza e stanno crescendo. Bravissimo. Vai Gabriele. Io sì, vorrei un attimo rispondere a quello che ha detto la professoressa. Trovo che comunque i messaggi dati da voi adulti siano veramente magnifici e li apprezzo molto, nel senso che è bello che ci motiviate a tentare comunque a scoprire nuovi orizzonti, a farci anche imprenditori. C'è da dire che una volta che si prova, una volta che si prova a diventare imprenditori, diciamo che se non dovesse riuscire è difficile trovare un'altra volta magari la motivazione a ritentarci, soprattutto comunque in uno stato come il nostro, in cui, adesso non per drammatizzare, ma un sistema pensionistico che riesce a nutrire meno del 70% delle persone che dovrebbe nutrire, un livello di disoccupazione veramente altissimo. Insomma, io credo, parlo per me, ma penso anche a nome di molti miei coetanei, la situazione
è abbastanza drammatica, nel senso che deve essere davvero una cosa splendida, come dire, affrontare il mondo dal punto di vista lavorativo con ottimismo. Il problema è che l'ottimismo di fondo effettivamente un po' manca. Ma non ci puoi lasciare così. Non puoi lasciarci così. Un messaggio positivo adesso ce lo devi per forza dare. Ok, allora. E se no rovini la poesia. Il messaggio positivo c'è. Il messaggio positivo è che non siamo in tantissimi, però siamo giovani e oltre a un po' di pessimismo da parte di quelli come me, c'è anche tantissima voglia di fare, tantissima voglia di confrontarsi e tantissima voglia comunque di provare ad affrontare il futuro nel modo migliore possibile. Ed è una cosa che auguro a me stesso e a tutti gli altri. Ti faccio notare una cosa che non è per nulla irrilevante. Intanto è una cosa bellissima avere una passione, riuscire a coltivarla ancora di più, farne un lavoro, credimi che è quasi un privilegio, per cui tieni in debita considerazione anche questo fatto. Facciamo scorrere i microfoni, li facciamo arrivare qui alle mie spalle perché dobbiamo chiudere in bellezza con un canto, perché noi non abbiamo i fiori, non abbiamo le scalinate, non abbiamo le vallette, non abbiamo l'orchestra, ma le cantanti ce le abbiamo e quindi siccome queste sono serate all'insegna della musica non vogliamo essere da meno. Allora, cosa ci cantate? Canteremo una canzone di Jessie J. Ok. Allora. Seems like everybody's got a prize. I wonder how to sleep at night. Scusatemi. Tranquilla. Ok. Seems like everybody's got a prize. I wonder how to sleep at night. Gotta hear my chest and your heart will rate. You need a ride tonight. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Good as shades on your eyes and your heels so high that I can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing love tonight. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Anybody? To change, anybody, yeah, ba-bing, waiting when the world dance, forget about the price tag. Che brave, bravissime. Grazie. Cosa di più ottimistico di questo? Mamma mia. Grazie mille a Rebecca e Sheila che ci hanno permesso di chiudere in musica questa puntata dedicata così a uno sguardo a quello che sarà il futuro nel mondo del lavoro di questi ragazzi, che ringrazio moltissimo tutti quanti per il contributo che hanno portato alla discussione questa sera. Ringrazio naturalmente anche Manuela Croatto, responsabile dell'area servizi agli studenti dell'Università di Udine, e Pasquale Stasio, FIM CISL Coordinamento Giovani. Grazie anche a voi per aver contribuito questa sera al confronto. Grazie naturalmente anche a chi ci ha seguito da casa, grazie ai tecnici in studio e in regia. Alla prossima settimana, buon proseguimento di serata, arrivederci.